Le vittime dell'occupazione e i ghetti sono il filo conduttore di tutti gli incontri della domenica di Papa Francesco in Lituania. Li ricorda nella messa celebrata al Parco Santa Cos dinanzi a 100.000 fedeli, invitandoli a guarire la memoria della nostra storia per coinvolgersi nella costruzione del presente. Di questo si tratta, di essere una Chiesa in uscita, di non aver paura di uscire, ma sapendo che quell'uscire comporterà anche in certi casi un fermare il passo, mettere da parte le ansie e le urgenze per saper guardare negli occhi, ascoltare e accompagnare chi è rimasto sul bordo della strada. La Lituania 75 anni fa assisteva alla distruzione del ghetto di Vilnius, con cui culminava l'annientamento di migliaia di ebrei, ricordati dal Papa all'Angelus, recitato subito dopo la messa. Nella cattedrale dei Santissimi Pietro e Paolo a Kaunas, dopo l'omaggio alla Vergine, Francesco, nel suo discorso con molte aggiunte a braccio, chiede ai presenti di non dimenticare il passato, di custodire il bene fatto da molti, di cui spesso non si sa più nulla. Poi esorta a non essere persone tristi, ma innamorate di Dio, essere evangelizzatori di una Chiesa in uscita. Servizio sacerdotale e vita consacrata non da funzionari, ma di padri e madri di misericordia. E se voi fate così, da vecchi, avreste un sorriso bellissimo e degli occhi brillanti. Il momento centrale del viaggio apostolico del Pontefice è nel pomeriggio, con l'omaggio al monumento delle vittime del ghetto, il Museo delle Occupazioni e la lotta per la libertà. Il tuo grido, Signore, non cessa di risuonare, riecheggia tra queste mura che ricordano le sofferenze vissute di tanti figli di questo popolo.